Governo in visita in Arabia Saudita. La missione finisce in rissa per il Rolex in regalo. Renzi l'è andata a fare un saluto ai principi sauditi. Sti qua era talmente contenti di vederlo che lo guarda regali. Quando che Renzi e i suoi amici si incolca dentro i pacchettini nel Rolex e ha cominciato a cattare da dire: è mio sto qua! No, po' caro sto qua! Li guardi che ha toccato a Carli! Ma a me mi viene i cavalli dritti! E sì che inserire una legge nei monti per cui se ti sei un dipendente pubblico e ti riceve un regalo che costa EP 150 euro non te può tenertelo, ma ti deve consegnarlo a Palazzo Chigi. Sti Rolex però sparì. Presidenza del Consiglio, buongiorno. Buongiorno, mi ascolta, io ho i capelli dritti. Prego? Ho i capelli dritti. Capelli dritti. Sì. Non ne basti a farne fare brutte figure in Europa, anche dai sauditi, a farne vergognare. Ma neanche i miei amici e gli aperitivi che ti mangia come un porcel per 6 euro e fa ste figure qua. Siccome per quanti schei che hai resta sempre dei programmi, mi controvoglia se mi dà l'indirizzo che mandaria un pochino di orologi che ti cambia la batteria e torna come nuovi. Serve l'indirizzo di che cosa? Un indirizzo perché io a casa ho un pochi di orologi che te cambia la batteria e tornano come nuovi. Allora, via della Stamperia 9 00187. E mi posso fare un bel pacchettino e lo mando qua a questo indirizzo. Sì. So che è una domanda tra me e io senza che sente nessuno. A sti qua, cosa che serve gli orologi se non ha mai premura di fare niente? Non lo so, signore, questo è un problema suo. Buona giornata. Va bene, ho capito, poche parole anche a ella che ha tante robe da fare. Ah, contro voi, ma gli manda, perché mi non vuoi più che fai che figure là. Mi pensi che sto qua mi ha regalato mia zia come sono cavana una verrucchetta da sotto il piede. Sto qua nonno che manda, Ma neanche per un Rolex lo scambi,